Seconda corsa, una prova per cavalli anziani a reclamare. Sono in 8 al via, la distanza del miglio. 1 Veracecchi, 2 Alexander B, 3 Zecorajoy, 4 Ussaro Egral, 5 Vicoletto Breed, 6 Tagliari, in seconda fila 7 Unico Giasciba, 8 0 Giulia. Prova molto aperta con favorita Zecorajoy, allieva di Daniele Cuglini, allenata da Nicola Merola, che cerca la quarta vittoria consecutiva. Autostart che entra in dirittura, si ritrae Vicoletto Breed, problemi per Unico Giasciba e si parte con Ussaro Egral che va al comando nei confronti di Zecorajoy, che ha ancora di dentro le punte di Veracecchi. Poi a largo Tagliari, lungo i birilli Alexander B, insiste a largo Zecorajoy. Ussaro Egral si difende al comando, 14-1 il lancio iniziale, insiste Zecora, replica Ussaro e i due danno vita a match importante per i primi 400 metri passati in 27,8 e segnateveli. Lungo la corda Veracecchi cerca di rinvenire ora Alexander B in quarta posizione con a largo Tagliari, poi Vicoletto Breed e Zero Giulia alla retroguardia, 42,9 per i primi 600 metri. Risale all'esterno Tagliari trascinandosi Vicoletto Breed, la terza pariglia esterna la fa Zero Giulia per un mezzo miglio che se ne va in 58,6. Ussaro Egral davanti con all'esterno Tagliari, in pariglia Vicoletto, lungo la corda Verace a precedere Zecorajoy, che ormai è in una posizione davvero molto scomoda dopo aver strappato i massimi a partire. 14,2 per il primo chilometro, con Ussaro Egral stappato al comando, prova a replicare a Tagliari, lungo la corda c'è sempre Veracecchi, in pariglia Vicoletto Breed, 1,28,9 i 1200 con 14,7 la dritta di là, e Ussaro Egral continua a ribattere alle bordate di Tagliari, sembra volersi muovere in mezzo alla pista ora Vicoletto Breed. Lungo la corda c'è ancora Veracecchi, la piegata conclusiva passata in 15 da Ussaro Egral che continua a difendersi da Tagliari, lo scatto di Vicoletto Breed, Tagliari che attacca Ussaro ed è passato, al largo interviene Vicoletto, Tagliari che si difende, Vicoletto che ci prova al largo, Tagliari che vende cara la pelle sul palo, Tagliari si salva da Vicoletto Breed. Al terzo Ussaro Egral, 1,58,6, 1,13,6 il ragguaglio cronometrico. Ussaro Egral ha fatto un numero al comando perché ha strappato tantissimo, ma ovviamente è stato preda degli attendisti, in particolare di Tagliari, che gira tutta strada di fuori e passa. Vicoletto Breed fa il secondo, Ussaro è ancora strabuono terzo. Il successo però è tutto per Alessandro Dettoris, Enrico Fiaschi e Roberto Ruggiu per il successo di Tagliari.